Anche Carmelo Cantone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, come i colleghi Firetto e Brucolerri e il Codacons, invoca Lumi nel merito della rassegna natalizia Destinazione Agrigento, finanziata con fondi pubblici provenienti dalla Regione e dall'imposta di soggiorno. Carmelo Cantone, che è anche presidente della Commissione Turismo e Spettacoli, sollecita un immediato incontro tra i capigruppo per approfondire in modo dettagliato l'entità e la qualità delle spese sostenute dall'amministrazione Miciche in occasione dello scorso Natale e afferma: abbiamo il dovere morale e politico di verificare costantemente la correttezza di ogni singola scelta e pertanto pretendere chiarezza sui costi complessivi e dettagliati di tutte le manifestazioni organizzate dal Comune, con particolare attenzione al concerto di fine anno. Sentiamo forte la necessità di conoscere altresì le relative fonti di finanziamento e l'elenco dei fornitori scelti. Crediamo pertanto che sia urgente e indispensabile un chiarimento tra capigruppo per un confronto franco e costruttivo, al fine di chiarire e di concordare le importanti scelte da compiere e soprattutto per non perdere lo spirito di fiducia tra le diverse componenti del Consiglio, necessaria per continuare a lavorare sinergicamente a servizio della città.